Carissime amiche e carissimi amici di Cielo TV Web, ci troviamo dopo un po' di tempo al Museo del Calcio Siciliano di Noddonia, un museo in questo periodo che non siamo stati, diciamo, collegati, ha fatto tante modifiche che poi faremo vedere. Però parliamo dell'ospite di questa sera che è un gradito ritorno ed è il bomber Pippo Gitto di Noddonia. Lo presenti tu per l'ennesima volta? Bisogna presentare, se sai, Pippo Gitto, è la quarta volta questa che viene. Per Niceo TV è la seconda. Sì. Che una volta venne con sua moglie, così, una visita, ecco, una visita così. Mentre Giovannino Cavuglia ormai è un abitué del museo, ormai papà è parte integrante del museo. Giovannino Cavuglia è una compagnia. Questa volta l'occasione è stata, cioè, una volta ai miei tempi, diciamo, non si usava prendersi le maglie, e quindi ora c'è stata questa occasione. La settimana scorsa sono stato a San Benedetto del Tronto, perché la San Benedettese festeggiava il centenario della nascita, e quindi i miei compagni di allora mi hanno... Allora, prima di arrivare alla San Benedettese, Sì. diciamo la carriera di Pippo Gitto che è stata una carriera molto importante. Poteva essere più importante. Però, Comunque, contentissimo di quello che ho fatto. brevemente, così poi passiamo alla San Benedettese che facciamo il collegamento con la San Benedettese. E allora, brevemente, ho iniziato nella Novegea a 13 anni, nei NAG, allora c'era il nucleo addestramento giovani calciatori. E sono stato a Coverciano, c'era il raduno dei migliori ogni anno, e ho vinto il primo premio allora. Poi ho esordito quando ho compiuto proprio 16 anni in campionato, allora seconda categoria, praticamente dalla seconda categoria si passava alla prima, che era la promozione allora. Pure di più, penso. Pure di più della promozione di adesso. No, dico come categoria, perché promozione c'era seconda categoria, prima categoria, serie D, dalla prima categoria si passava alla serie D. In questo senso. Interregionale una volta. No, serie D, l'interregionale poi è venuto, comunque serie D, C, B ed A. Abbiamo vinto il campionato in quell'anno, mi ricordo l'ultima partita a Merì dove ho fatto segnare Majorana, vittoria 1-0, e con quella partita, l'ultima partita, abbiamo vinto il campionato. L'anno successivo abbiamo fatto un ottimo campionato di promozione a Longano, a Barcellona, e siamo arrivati terzi. Ho fatto 13 gol e mi ha acquistato la Regina. Sono stato un anno a Reggio, ho fatto mi allenavo con la prima squadra con Maestrelli allora, e ho fatto la De Martino e la Primavera. L'anno dopo mi hanno dato in prestito a Palmi, in Serie D alla Palmese, e ho fatto un campionato, c'era deficienza di giocatori, e ho fatto la mezzala, ho giocato a mezzala, e a mediano quell'anno ho giocato Franco Scoglio, povero Franco Scoglio anche, quindi quel campionato. L'anno successivo sono rientrato a Barcellona, sempre ero della Regina, sono rientrato, è stato l'anno della rinascita del calcio barcellonese, è stato inaugurato il nuovo stadio, all'inizio abbiamo iniziato a Longano a giocare, poi dopo a novembre è stato inaugurato il nuovo stadio, e la prima partita dell'inaugurazione giocavamo contro l'Entello, era una squadra di Trapani, abbiamo vinto 1-0. E caso strano ho segnato io. Caso strano. L'anno successivo la Novegea ha perso tempo a riscattarmi, e sono andato a finire invece a Milazzo. È stato quello un anno indimenticabile, perché abbiamo vinto il campionato senza perdere una partita, e la Novegea è arrivata seconda dietro noi. Ho fatto Quindi una grande rivincita. certo, c'era Paolo Motta, Maggio e Passaniti, che erano barcellonesi, loro puro sangue, e quindi ogni giorno prima di andare a fare allenamento a Milazzo ci ritrovavamo, e subito si formava un campanello là di tifosi, altri amici che giocavano nella Novegea, con cui siamo Melorranno, Parisi, di Catania, però. Sì, di Catania, però siamo diventati poi tutti amici. E quindi è stato un bell'anno, ho fatto 24 gol, 16 nel campionato e 8 in Coppa Italia. L'anno successivo abbiamo rifatto un ottimo campionato il primo anno, praticamente era il primo anno che il Milazzo faceva la D.
L'anno successivo abbiamo fatto un altro ottimo campionato in Serie D, siamo arrivati terzi, fino all'ultimo abbiamo lottato col Trapani per salire in C da matricola, e con la rappresentativa siciliana Sicula Calabra di Serie D siamo stati campioni d'Italia, sono stato capocannoniere e sono andato a finire a San Benedetto. Ecco, così ci riallacciamo al discorso. Sono andato a finire a San Benedetto, dovevo andare a Parma, però al mercatino dove sono andato col presidente Nani, allora il cavaliere Nani era il presidente, per firmare il contratto, se non che non si mettevano d'accordo sul prezzo. Ho incontrato Persico, che era portiere della Regina, e ci eravamo conosciuti. Scusate, c'ho una foto di Persico, tu e Franco Scoglio della Regina. Ah, quella là, sì. Allora, sì, dopo quell'anno, quando sono andato alla Regina, abbiamo fatto un amichevole a Longano. E mi ricordo che fece un bello gol su punizione anche. E c'è Scoglio anche là, e Persico. Sì. E quindi sono andato a finire all'inizio. Categoria? In C, non C2, C4, C5, C, B. All'inizio giocavo, siccome era stata fatta una squadra per salire e per un motivo o per l'altro non riuscivamo a vincere, pareggiavamo, e hanno mandato esonerato Persico ed è venuto Bergamasco, che si è portato un grandissimo amico, eravamo sempre insieme, Basilico, che era un'ala sinistra, solo che non era un attaccante che segnò, era un attaccante molto bravo, andare sulla fascia a crossare, e quindi ho finito di giocare. Infatti a novembre me ne volevo ritornare addirittura, perché ero abituato a giocare sempre, quindi stare là e non giocare, allenarmi sempre, non mi bastava piaceva. la voglia. E stavo ritornando e sembrava tutto fatto. Al Milazzo non potevo ritornare, alla Novegea, che era anche in Serie D, se non che all'ultimo minuto avevo la valigia pronta per partire, un cavillo, sono rimasto e sono ritornato invece l'anno dopo con la scusa di fare, me ne sono andato addirittura 3 partite prima che finisse il campionato, con la scusa che dovevo fare esame all'università. Sono ritornato ed è stato disgraziatamente l'anno di Papponetti. Eravamo favoriti più del Messina per andare in C, 2 squadre avevamo, davvero 2 squadre di elementi tutti di serie superiore, tutti, se non che è stato un anno c'è stata quell'invasione, famosa invasione di campo, 2 anni di squalifica, 10 punti di penalizzazione, e invece siamo retrocessi. E quindi la San Benedettese nel frattempo ha vinto il campionato e quindi io mi sono ritrovato dalla B alla promozione, un bel salto all'indietro. E poi ho continuato diversi anni nel Milazzo fino al 78, quando ecco anche qua un altro episodio sgradevole. Infatti 28 anni avevo, no? 28 anni per il presidente di allora e per qualche dirigente ero vecchio, 28 anni. E sono andato, mi hanno ceduto a novembre all'Aquila Vardina, dove ho giocato 2 anni, e poi ho fatto dopo 2 anni a Brolo nella Tiger, e in quei 2 anni in promozione, dopo 4 anni praticamente che ero andato via da Milazzo, che ero vecchio, ho fatto 30 gol in una squadra non come il Milazzo certamente. Nel frattempo sono stato assunto al mio comune a Furnari, dove ho fatto il dirigente per 35 anni, e quindi mi sono dovuto accontentare a stare a allenare e a giocare nei paraggi già da 28 anni, perché a 28 anni sono i fratelli, come si chiamava, poi figlio sindaco, giocavano con loro. Sì, Besignano, anche quando c'ero io. Sì. E da San Benedetto cosa ha portato il signor Pippo G? A San Benedetto, allora, nell'occasione del centenario hanno fatto delle magliettine. Dico, sono magliettine molto, però è il simbolo che conta. E purtroppo non ho potuto farla firmare a tutti quanti, perché sono andate a ruba
E alla fine, quando l'ho presa, l'ha firmato semplicemente Simonato e Basilico. L'avrei potuta fare firmare anche a Spinozzi, che ha giocato tanto nella Lazio, nel Verona, a Castronaro, Ripa. Ma c'è la firma di Poggitto Basti Avanza. E c'è quella di... Basti Avanza, alla grande. Grazie, siete troppo buone tutte quante. No, complimenti a lei. No. E quindi questa magliettina a me non è. Vabbè, Poi, è un simbolo, se riuscirò a trovarne qualcuna, vediamo, l'hai promesso. l'ho promesso, però la perciò- colpa di mia moglie, No, perché non l'ho voluta la cercare. colpa di tua moglie. Se tu tutti mi portano una maglietta di una Lazio, Ma allora di non si qualsiasi usa, squadra. c'ho semplicemente quella maglietta con la quale abbiamo vinto il campionato. Perché allora se lavavano e si Sì, riutilizzavano. belle magliette di lana, Pippo bellissime. Gitto parlava bene sempre, lavorava del professore Parisi. Con Parisi eravamo grandi amici. No, io E quando, ricordiamo, e quando Don con il Lucio professore Parisi Parisi, parlava sempre grandi bene, amici, e e quando Pippo- facevamo allenamento io ero sempre in testa assieme a lui a vero. correre, a fare Lo diceva, allenamento. lo diceva, vero, è vero. Io ho una foto con il professor Parisi, Sì, con le io pagine anch'io mie. ce n'ho con Sì. il professore Io pure Parisi. quando facevamo allenamento tutte le Comunque, campagne. sono stati begli anni, anche adesso tutti quanti mi dicono che dovevo giocare molto più su. Deve spiccare più il volo. Ma contentissimo perché carriera non mi di- sarei ritrovato con Ha contato quanti gol ha fatto in tutto? a Milazzo, quelli di Milazzo ti dico ne ho fatti 102 là, nei campionati che ho fatto ufficiali, 102 e poi nei vari che ne ho fatti. Già 30 io fra Tiger Brolo e Agola Valdina, A Brolo, quindi altri 30 li ho fatti a Brolo e poi ho giocato anche nell'Igea, un'altra trentina li ho fatti in quei due Quasi campionati 200 e gol. mezzo. Comunque, penso. no, ogni anno mi ricordo, ecco, questo è un altro, praticamente ero una seconda punta, io dovevo essere sulla carta perché mi piaceva giocare, infatti ho fatto un campionato in Serie D a Palme, da mezzala proprio, e dovevo fare, però gira e rigira andava a finire che diventavo la prima punta, anche se non stavo là, non ero un tipo alla Inzaghi, diciamo. un falso 9. Un falso no. E ora con i tanti amici ogni tanto ci riuniamo con amici anche di Catania, con tutti questi ex, e tutti quanti mi dicono, dice, quando dovevano incontrare Milazzo avevano un problema di Gitto. Tu sei grande amico con Logozzo. Sì, ecco, con Antonio Era Logozzo. particolare perché aveva un paio di baffi che Esatto, faceva pure. Logozzo, siamo diventati amici. Ora nel Verona, Sì, Serie A. nel Verona, nel Cagliari, nel Bologna, Sì. ha giocato nella Sampdoria. Sì. È un grandissimo ragazzo. Ma era grandissimo- siciliano, No, è calabrese, calabrese. di Gioiosa Ionica. E ogni tanto ci vediamo. Sì, io ho visto con tanto, lui, tanto, sì, sì. è un grande amico anche. Logozzo, si chiamava. Era un terzino. Sì, terzino forte, Sì, ha sì. giocato tantissimi anni Sì. in Serie A. Approfittiamo a fare i complimenti a Leggia Virtus che è tornata in Certo, Serie D. Domenica è stata la giornata Esatto, storica. Bella, Per domenica il ritorno. ero là al campo. Il campo era stracolmo come quando giocavamo noi, solo che in quell'occasione dovrebbe essere sempre in quel modo. il campo. Sì, la gente. Purtroppo. Praticamente hanno vinto il Se si campionato. vince il campo si riempie, se no purtroppo Contenti- così è il tifoso. Contentissimo per l'allenatore Pasquale Ferrara, che È stato ospite qua di Noddonia. che è stato un mio allievo nell'Igea quando Lui un l'ha anno, detto. un anno, sì, l'ha detto anche lui, Io un l'ho anno sentito. che è un bravissimo ragazzo. Sì, l'abbiamo intervistato anche qua al museo, sì, è Sì, venuto uno dei anche tanti lui, ospiti sì, del museo, e quindi sono contento complimenti. per lui. Il Milazzo si è salvato all'ultima Sì, giornata, anche per il quindi Milazzo, sì. Vedi, obiettivi opposti. Ultimamente ho frequentato sia Milazzo che Barcellona, non essendo più impegnato la domenica. E noi ce lo cursiamo con Tasso Buono. Esatto, la domenica anche a Milazzo con grandi amici, con povero Stefano Oliva che purtroppo ci ha lasciati. Sì, Un grande brava Una persona. bravissima, non brava. Sempre con sorriso. Bravissima persona, sì. Vai. Sì, ogni anno quando viene a casa facciamo una rimpatriata, quelli più intimi, e lui c'era sempre, Sì. c'era sempre con Ecco noi. poi, pazienza, la vita è così. Purtroppo la vita, siamo tutti grandi ora ormai e quindi siamo, non diciamo Niente. dove siamo.
Giovannino, vuoi aggiungere qualcosina? Avanti, Giovanni. Devo dire, ho detto già tanto, nel senso che mi parlava sempre il professore Parisi di lui che dice che era fortissimo. Io da ragazzino me lo ricordo che era fortissimo e giustamente, come dice lui, era una seconda punta e segnava sempre. Complimenti, gli devo dire. Io ero un ragazzino e lui ogni volta dice Gitto, mi vedevo la partita Gitto. Era seconda punta, figuriamoci se era la prima punta. Perché poi fra Barcellona e Monazzo c'erano 3 PPG. O era Sì, umile, sì. Anche- era uno che faceva i gol con l'altro, ed era con l'altro umile. abbiamo fatto un campionato assieme in Serie D. E un altro che giocava, che ha ho giocato anche incontrato, nel che Messina. è morto, Pippo Gitto, Lauscio. di Santa Marina. Sì, era. di Santa Marina. Sì, sì. Vedi, a proposito, vi racconto un'altra cosa, sono cose che non si dimenticano. Il primo campionato di promozione, ma allora nella promozione giocavano i Volponi, io 16 anni avevo, le prime 6 o 7 partite giocavo bene, però non segnavo. E già c'era chi dice, ma quello gioca, non segna, non sì. fa. Capita il derby a Milazzo Novegea, una giornata pioggia, campo strapieno, sempre cose. In quell'occasione vinciamo 2-1 e faccio entrambe le reti io. Questa partita l'ho vista io. E quindi da quella partita in poi ho segnavo spesso, all'inizio ora vedi la stessa cosa mi è capitata anche a San Benedetto. A San Benedetto ho fatto solo un gol bellissimo in Coppa Italia contro il Ravenna, sì, mi pare, contro il Ravenna. Non mi hanno dato il tempo di ambientarmi perché nella penultima partita che ho fatto giocavamo a Viterbo contro la Viterbese, abbiamo pareggiato 1-1 e ho fatto l'assist a Simonato che ha fatto il nostro gol e sono stato il migliore in campo in quella occasione. Se non che, ve l'ho già detto prima, quello che è successo dopo. Perché c'è anche fortuna nel calcio, la fortuna è pure essenziale, per la bravura e fortuna. E tante altre cose. Io non ero un figlio di buona madre, diciamo, ero un ragazzo acquistapone. Esatto, questo. Siamo in casa però, siamo in casa. Soprattutto questo è stato. Ma comunque è andato. Del resto ve l'ho già detto con gli amici là, con Basilico, con Ripa, che praticamente erano gli attaccanti con Simonato, che erano miei rivali, eravamo sempre assieme e anche ora Ripa con bella carriera. Ripa sì, ha giocato anche nel Genoa, nel Bologna, sì. non nel Bologna, ha giocato nel Foggia, nel Foggia, Castronaro ha giocato nel Bologna, nel Genoa, sì, Spinozzi, quasi tutti questi miei amici eravamo molto legati, infatti mi hanno fatto una festa enorme. Vuol dire hai lasciato un bel ricordo. Mi sono fatto 10 ore di macchina per andare a San Benedetto. Però anche i semi la raccogli. Vuol dire che qualche cosa di buono anche nel mio piccolo. Mi hanno detto, là mi hanno intervistato anche. Ma siamo Croci, che tu era da Mediaset. Sì, è il giornalista. Sì, lui era un mio grande tifoso, Remo Croci. Mi hanno intervistato, ho detto va bene, non sono entrato qua come sono entrati quelli miei compagni nella storia della San Benedettese, sono entrato in quella del Milazzo. Mi accontento. Milazzo ha lasciato il segno, sì. Grazie signor Pippo Gitto per questa ennesima splendida testimonianza di un calcio del passato che purtroppo non tornerà più di sicuro quel calcio. Grazie a voi e all'amico Nino qua che ogni tanto mi rompe la testa e mi fa venire qua a San Felice. Ti ha sempre nominato dall'inizio del museo. Pippo Gitto è il nome che ha nominato di più. Nino. Che dire? Ha detto tutto lui, perciò. Giovannino, ringraziamo anche Giovanni per la sua presenza. Grazie Nino, grazie Pippo Gitto. Grazie a voi. E non finisce qui come sempre. Ci saranno altre occasioni. Sicuramente. Altre occasioni.